alla festa Buduso. Mistiriolo il pipiriolo. E beh, su comitato, tutto bene? Come sta? Bene state. Che santo è questo? Su santo che t'ha fatto? Io conoscevo Sant'Enna, Sant'Unna, Sant'Incendio, Sanfibio, Sanpulla. Che festa è questa? Una cosa volevo dirvi, decidetevi, decidete, mi raccomando, che ne vedrete di cozze e di crude. Comunque non so voi, ma io questi trappe, trippe, troppi che ce ne sono, ce li avrei mandati tutti a fangulo. A quello che parcheggiando ti graffia lo sportello, a chi scrocca sempre al bar, a fangulo anche al VAR, a fangulo. Tutti quanti ce l'avevi mandato, troppi trippe e trappe ci sono. Che personaggio che lei, Masia. Ma come mai è venuto così? Ha avuto un'infanzia difficile? Un'infanzia poverissima. Io provengo da una famiglia poverissima. Eravamo talmente poveri che quando è morta mia zia l'abbiamo sepolta con la testa fuori per risparmiare i soldi della foto. Una volta a Babbo gli ho detto: Babbo, cosa mi fa trovare sotto l'albero, Babbo Natale? Il pavimento, cazzo, mi ha risposto. Proprio un paese piccolissimo mio, c'è solo una donna. L'altro giorno è uscita, c'aveva questa minigonna con le calze a rete, gli ho detto: me li fai fare dei tiri in porta? Ero preso e pensavo a custa, li brinco a corno sulla corda brinco. Me le ha imparate tutte Babbo, mille cose dell'educazione. Un giorno a Babbo gli ho detto: Babbo, ma davvero io quando tu e mamma siete partiti in viaggio di nozze? Mi ha detto: all'andata eri con me, al rientro con mamma. Comunque è vero, sono cambiate tante cose. Nel mentre lei è diventato addirittura nazionale. Sì, sono andato allo zoo. Allo zoo, a vedere gli animali. No, allo zoo di 105. Tutti gli animali dello zoo di 105. Oggi lo stacco pubblicitario è offerto da Giuseppe Masia. Ogni giorno verso le 2 mollo la capra, la pecora e il bue. A me interessano, già lo so, tutti gli animali dello zoo. Fabio Lisei, Marco Mazzoli, Wender Puccioni e Paolo Noia. Accendo la radio, io ve lo giuro, metto lo zoo, mando tutti a fanculo. Bellissimo! Meraviglioso! Jingle più bello di ogni tempo! Ma, signor Masia, ora che lei è diventato nazionale, non è che si è dimenticato dei sardi? Ma scherzando stai, tutti li conosco, tutti i nomi degli abitanti, tutti. Tipo quelli di Bugerru? Bugiardi, Quelli di Arbus? arbusti, Quelli di Posto Maggiore? autoclave, E quelli di Loculi? cadaveri, E le donne di Uri? urine, E quelle di Tetti? tettine, Torniamo agli uomini, gli abitanti di Figus, figaioli, quelli di Segariu, segaioli, gli abitanti di Pompu. non si può dire. Vabbè, gli abitanti li conosce e il linguaggio dei sardi lo conosce. Il linguaggio cambia da nord, cambia a sud. Al sud parlano l'inglesiente, cioè dove ci sono le doppie non le mettono e dove non ci sono le mettono. Per esempio, tremendo, sono solo, praticamente. Invece quando ci devono essere non le mettono. Ho fatto un giro in gomone, mi ho fumato uno spinello. E poi quando chiudi il telefono fai call off. Accendi il telefono, callo. E poi invece, cazzo ne vogliamo parlare, cazzo, tutto un mondo da scoprire, cazzo, con questo intercalare, cazzo, sempre fisso, cazzo. Io mi chiamo Guspino, cazzo, prendevo fazzolettine al semaforo, cazzo, veramente. Adesso con la rotatoria è un casino, cazzo, vado a lavarti il vetro, cazzo, ti lavo il bagagliaio, cazzo, viene malissimo, tutto un altro mondo, cazzo. Poi a Sassari, cazzo, c'è una fuga di gas impressionante, cazzo, veramente. Il sassarese muto, ve lo siete mai chiesti come parla? Cazzo, così parlano. Cazzo di diavolo. Però, signor Masia, so che nel suo spettacolo non è che si ride e basta, si balla anche. Si balla molto, a balla e a pallettoni. E dopo la festa di Alà, la festa a Buduso. Alla festa Buduso. Mistiriolo il pipiriolo. Scendo dal monte sabato sera, dopo mi carico in preghiera, vado in piazza è pieno di gnocca, vado in piazza sotto chi tocca.